Carnevale di Avola e farei un applauso ai danzatori di Compagnia Nazionale di Danza Storica in un corteo che mescola due dei secoli forse più apprezzati anche per il territorio di Avola, il Settecento e l'Ottocento. È vero che Avola è una città la cui storia risale già al periodo pre-ellenico, ai Sicani, ma non c'è dubbio che il XVIII e il XIX secolo sono i secoli nei quali Avola è stata impreziosita da pregevoli costruzioni civili, quali ad esempio il Palazzo Ducale, il Palazzo di Città, il Teatro Comunale, ma anche le celeberrime chiese di Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio di Padova, la Chiesa Madre, e dunque è passo giusto al comune di Avola e anche alla Proloco di Avola pensare di poter dedicare uno spazio di questo carnevale ad una sezione storica così rilevante per la città che è per l'appunto il Settecento e l'Ottocento, ed è per questa ragione che accogliamo in scena le maschere del Carnevale di Venezia, le maschere del Settecento, realizzate da una delle più grandi sartorie italiane, Magia Mask, diretta da Marco Di Lauro. Vorrei un applauso perché è proprio Marco sotto questa maschera insieme a Nadia. Ma qui abbiamo anche gli amici di Compagnia Nazionale di Danza Storica di Catania e di Siracusa. Farei un applauso anche per loro che con le loro maschere in questa polonaise d'apertura stanno reinterpretando quella che era la classica marcia d'ingresso che ad esempio in un ballo come quello del Principe di Salina a Palazzo Gangi a Palermo, penso al loro del Gattopardo, si poteva assistere in Sicilia nell'arco della seconda metà dell'Ottocento. Farei un applauso per queste creazioni, per questi costumi, uomini in frac, uomini in smoking e signore in abito della seconda metà dell'Ottocento nei colori più variegati. E allora adesso, dopo aver visto questa che è la marcia d'ingresso e l'ultima coppia di Settecento, facciamo un applauso. Ecco, vorrei sottolineare come queste maschere che vedete qui hanno partecipato proprio di recente in Dubai, nel Terra del Golfo, ad un grande evento internazionale, proprio di recente, così come quelle che vedete alla destra sono state presentate non solo a Venezia, ma anche al Teatro dell'Opera di Astrakhan in Russia. Grazie dunque anche per queste meraviglie, questi costumi straordinari, anche questi realizzati, vedete ragazzi da questa parte, da Magia Mask di Marco Di Lauro. E allora adesso siamo ai ringraziamenti. Noi siamo qui grazie anche al sindaco di questa città, Luca Cannata. Vorrei un applauso per il sindaco di Avola, ma vorrei dire grazie anche a Peppino Corsico che è il presidente della Proloco, e poi fatemi dire grazie anche a Simona Loreto che invece è l'assessore alla cultura e l'assessore anche allo sport e allo spettacolo che invece è Baccio. Vorrei un applauso anche per lui, vi prego, per tutti loro ma per tutta Avola in generale, indistintamente. E allora adesso vorrei che prendeste posizione perché voglio farvi vedere